Scatman's World. Buono, molto molto bene. Adesso, dai, sempre città più belle. Questo di energia è da Perfetto. Recursor Radar. Vabbè, insomma, non va più. No, comunque sono contento, Eddie, perché riesco a... ho 5.400 all'ora, hai capito, come soldi. Questa è una cosa positiva, secondo me. Io ne ho 6.000 e adesso ho messo nuovamente la velocità al massimo perché sono riuscito a posizionare l'azienda petrolifera. Certo, non in maniera perfetta perché il territorio è quello che è, però sto sfruttando lo spazio al minimo, al massimo, cioè. Bravo, bravo. Vediamo qui, molto bene. Sto costruendo anche nella zona, nel promontorio, anche delle industrie, in modo tale da offrire più lavori. E bravo, Eddie. Devo provvedere però a costruire una bella scuola elementare, vai di per almeno insegnare a scrivere e a leggere alla popolazione. Sì, ecco, almeno le cose fondamentali. Vanno nella strada, non sanno neanche parlare, chiedere da mangiare ai negozianti. Sì, sì, parla, veramente. Ok, perfetto, la prima opera andata, primo monumento andato, sono molto contento. Adesso chiaramente voglio fare anche l'Empire State Building e vediamo, magari, boh. Quello costa. Lo so, è la statua della libertà. Ok, adesso per quanto riguarda l'energia non dovresti avere più problemi perché ho collocato appena adesso la centrale elettrica a petrolio, quindi ho 150 megawatt in eccesso. Ok, ora quasi quasi. Vado subito, aspetta. Centrale eolica la butterò a terra a breve in modo tale da sostituirla. Benissimo, so che questo aumenterà l'inquinamento, però per adesso non posso fare nient'altro. Sì, sì, va bene, dai, non è un problema. Certo, però questa, come dire, questo promontorio qui sulla sinistra è una buona zona da inquinare per quanto riguarda il terreno, perché la parte destra, dove trovo tutte le residenze, le lascio pulita, completamente candida. Invece la parte sinistra, visto l'ho dedicato, lo volevo creare prima sul turismo, però ho visto che siccome c'è del petrolio potrei sfruttarla al massimo per renderla quindi industriale, questa zona piena di discariche, piena di come dire, centrali elettriche, quindi una zona proprio industriale al massimo per pulire la città in maniera costante per evitare problemi di valore del terreno. Non è sbagliato il ragionamento, anzi è molto bello, ragazzi. Ecco, ragazzi, visto Eddie è proprio veramente un pro, cioè una persona incredibile, cioè veramente oddio. Ai ai ai. Qua ragazzi adesso devo accumulare, cioè a me dispiace se sono un po' fermo, però devo accumulare money, cioè non ho un cazzo da fare. C'è sempre qualcosa da fare, eh? Tu hai ragione, Eddie, però vedere i soldi che vanno sempre più su è una cosa troppo bella, cioè è un godimento troppo bello. Fai tipo Zio Paperone, bravo! Sul trampolino e ti fai il bagno nell'oro. Bravissimo! Il trampolino, c'è la cassaforte. Oh, vedi, il buon Eddie ha capito tutto. Allora, io sto costruendo anche qualche altro camion per la discarica. Se hai problemi di immondizia, se inquini troppo, te la posso prelevare. Va bene. Perfetto. Io ho alzato un po' le tasse al 10. Ho alzato le tasse al 10%, così ho 7.300 all'ora. E godo. Ti do un consiglio per quanto riguarda le tasse. Per adesso abbassale tantissimo per quanto riguarda la popolazione, in modo tale che arrivino sempre più persone. Così poi tu nel momento in cui avrai bisogno di soldi, come ho fatto io, aumenterai le tasse per far fronte a delle spese un pochino più elevate, come per esempio le università, le scuole, ma anche per esempio dipartimenti di polizia più intensi, non è una cose del genere, capisci? Quindi non è una roba sbagliata. 5%. 5 addirittura? Io l'ho portato addirittura anche a 0 per quanto riguarda le fabbriche, per farle crescere. Cazzo. Cioè, veramente è bello non pagare le tasse, sai? No, certo, sì, sicuramente, però a 0%, solo Eddie può fare queste cose, cioè, veramente complimenti. Aggiungiamo qualche altro bel parco. Oh, costruzione dei primi appartamenti in città. Sì, sì, anch'io, sono ho 14.000 abitanti, te?
8. Vabbè, dai, siamo là, dai, alla fine va bene. Beh, no, sono contento, dai, una buona campagna, mi sta piacendo, dai. Costruisco finalmente la scuola elementare, insegniamo a questi cittadini come si tiene una penna in mano. Avanti. Mettiamolo qui. Ok. Ok, la scuola la metto vicino al municipio. A Ovviamente è posto. molto strategico sto gioco. Qualsiasi Beh, errore certo, sì, te paghi lo porti caro. avanti per tutta la No, campagna. non ci sono dubbi, se fai un errore, ciao. Sì, è vero. Vai, petrolio, Sto ancora avendo un po' più di difficoltà qui con questi dannati terreni perché ho le miniere di carbone, miniere di minerali in mezzo alla zona residenziale, quindi non crescerà tanto qui la popolazione. A meno che non si vogliono beccare il fumo. Ma è una posizione un po' costantemente. bastarda comunque la tua, eh? Una posizione un po' bastarda. Beh, però l'estetica del fiume. La questione di quartiere generale del petrolio approvata, vabbè, ma non mi interessa comunque. Non è importante, costruiscilo. Lo so, ma io comunque il petrolio lo uso solo per finanziarmi i monumenti. Cioè, questo è il mio obiettivo, hai capito? Quindi... Va bene, hai capito? Questo è il mio obiettivo. Sì, no, niente, io siccome mi sto specializzando un po' più sul commercio, estrazione, certo. lavorazione dei metalli. No, perché nelle città turistiche io non mi trovo tanto, sai? Sì, no, beh, certo, io sono abituato con queste, vado bene, insomma. Buono. 183.000 euro. Adesso 7.000 abitanti. la popolazione si è un po' abbassata perché chiaramente insomma, c'è stato un aggiornamento delle case, quindi adesso deve arrivare. Allora, 8.500. Allora, che spocchiomi, grande comendone. Bene. Posso mettere la bella casa del sindaco, troppo bella. 300.000 euro, sono un po' pieno di soldi, eh. Andiamo a fare il treno. Volevo dare nell'oro proprio. Sì. Zio Paperone. Devo costruire il treno con la stazione, però. Il video lo puoi chiamare così, Zio Paperone. Sì, Paperopoli, altro che Venezia, Paperopoli. Buono, anche la stazione è andata. E di cose ne ho fatte, però sono contento. La torre di Pisa va bene. È ancora in perdita, ma ancora per poco, sono sicuro. All'inizio è sempre così, come il casino. Acque reflue, qualcuno mi può dare una mano con le acque reflue? Bari. Io ho l'impianto di depurazione alla sì, grande. Qua ci sei anche te, sì. C'è spazio. Ok, perfetto. Fatto. Boh. No, sono comunque contento da una buona campagna. Le aule sono piene addirittura. Mamma mia. Beh, è normale. Poi io, per esempio, non ho fatto le scuole, quindi anche è normale. Ti ritrovi tutto te praticamente. Gli altri che hanno fatto le scuole. Ai, sto dente maledetto. Faccio fatica a parlare, Faccio un po' di fatica. È normale. È brutto. Lo so. Va bene, dai. Siamo uomini. Allora, io potrei sfruttare tutta questa zona per l'acqua. Ho tantissima acqua. Qui il nucleare va perfetto. Bene. Devo solo educare le persone al massimo. Mamma mia, sta crescendo la mia città, sta diventando una vera e propria metropoli. Bravo. Dovevo solo migliorare le strade per farla crescere. Sono arrivato ora a 15.000 abitanti. Bravo, Eddie, bravo. Dopo che ho fatto il ponte sullo stretto. Perfetto. 8.000 barili al giorno. Benissimo. Problema acqua. Potrei fare già la fonderia. Eddie vola. Stazione è chiusa. La fonderia. No, adesso va, perfetto. Buono, il traffico è migliorato tantissimo. Ottimo.
Bene, molto bene. Qua abbiamo, qua ci sono però edifici abbandonati 2, pochi posti consegna merci, cazzo. Ricordati di fare i magazzini commerciali che aiutano tanto, Eh sì, ne ho già fatti 3, va bene, faccio un altro. Ah, io potevo già distruggere la centrale eolica, dannazione. Dai, via con questo vento. Basta. Ma qua non andrebbe male un bell'aeroporto. Pensa già all'aeroporto, Eddie. No, Fioi, Eddie, il Phenomenus. No, c'è niente da fare. Eddie, il Phenomenus. Qua metto l'aeroporto. La posizione è perfetta, proprio vicino alle industrie. Mamma Grande. mia, un bell'aeroporto per esportare al massimo. Grandioso, eccolo qui. Grande. Posizione, maledizione. Vai, ancora petrolio, vendiamo il petrolio, vai, esporta. Vai. E vai. Vediamo a quanto arrivo di soldi adesso. Problemi, acqua. Sì, devo fare un coso dell'acqua. Allora, io qua devo riguardare un po' tutto. Allora, devo fare un po' di modifiche per mettere l'aeroporto. Ok, perfetto. Vediamo. E possiamo levare questo. Fuori dalle palle questo, ciao. Boh, perfetto. Bene, 381.000 euro. 390.000 euro. Vai, crema anche 300.000, dai. Come godo? No, è troppo bello, fe. Lavoratori insufficienti, cazzo. Guarda che incendio. Devo sistemare la zona, i pompieri. C'è niente da fare. Ok, l'aeroporto io già lo posso posizionare. Benissimo. Ok, migliorati i Metto pompieri. Adesso... Buono. Qua ci sono minerali. Devo bruciarli, devo fonderli tutti questi minerali, Devo fare al più presto. Edificio in fiamme, edificio in fiamme, allora. edificio in fiamme, madonna. Che palle. Ok, ho sistemato anche questo. $6.500 all'ora, 451.000 euro, 14.300 abitanti. Ok. Vai, un parchetto qua. E un parchetto qua. Non posso fare la fonderia perché mi manca il carbone, maledizione. Eccoci. Però ce l'ho il carbone, benissimo. Uso locale. E uso. Ok, raga, ormai ci siamo. Cosa sta combinando, Eddie? Questo gioco è più giochi, più vuoi giocare. Lo so. Lo so. Fammi mettere la miniera di carbone. Vai. Vai, Eddie. Edward Van Helgen, uno di noi. Bella. Miniera di carbone. Scava, potrebbe esserci una fortuna. L'estrazione del carbone sarà il futuro di Skull Island? Vedremo. No, Eddie ormai ha preso il largo, fioi. Super Eddie, fioi. Super Eddie. Vabbè, dai, raga. Ascolta, Eddie, nei prossimi 2 video sono sul tuo canale. Vabbè, ci saranno tutti quanti i link in descrizione, quindi no problem. E niente, raga, se vuoi salutare, Eddie, poi saluto anch'io. Certo, ci becchiamo all'interno dei prossimi gameplay. L'ha detto! Ha detto all'interno! Ha detto all'interno, sì! Oh. Raga, un saluto dal comandante veneziano, grazie Eddie. Veramente questa serie è bellissima, sei un fenomeno, sei un grande. E andate tutti sul canale di Eddie, che è un canale strepitoso. Ciao a tutti, raga, ciao!